Mai un giorno di chiusura in 12 anni di attività, adesso in questa hall si sente l'eco. Così si presenta il BHR di Treviso, forse uno degli alberghi simbolo della marca, di certo uno dei più strategici, a ridosso della città capoluogo, vicino all'aeroporto e con un centro congressi da Guinness. Da lunedì è chiuso, inevitabilmente una struttura del genere con oltre 130 stanze può andare avanti solo con un 30% di occupazione, una soglia impossibile da raggiungere nei giorni della grande fuga e dell'appello a rimanere in casa. Sabato sera avevamo 2 ospiti in albergo. Anche questi 2 ospiti hanno preferito lasciare la struttura domenica mattina per non correre il rischio di rimanere bloccati nel nostro territorio. Di conseguenza è venuta meno proprio l'esigenza di dover tenere aperto anche l'albergo. Nelle ultime ore con Assindustria e sindacati si è trovata una soluzione per i dipendenti, in questo caso una trentina, ovvero l'attivazione del fondo di integrazione salariale. Consente appunto ai lavoratori che non lavoreranno in questo periodo di avere appunto un'integrazione salariale pari circa a un 60-70% della retribuzione ordinaria. Ma Tiziano Simonato non guarda soltanto alla struttura che gestisce da anni. Come vicepresidente del gruppo turismo di Assindustria Veneto Centro, il giro d'orizzonte è molto più ampio. Da qui la richiesta di misure straordinarie come la sospensione della tassa di soggiorno, misura già annunciata dal comune di Treviso, ma l'appello diretto va a tutti i sindaci del territorio. Noi chiediamo anche, se è possibile, la possibilità di poter non versare l'imposta di soggiorno che è stata raccolta per le 2 mensilità passate, quindi gennaio e febbraio. Su questo non so se sia possibile a livello operativo, ma è una richiesta che facciamo col cuore in mano per cercare di far fronte a questa situazione drammatica per il nostro settore.